Siamo con Michele Mattu, presidente di questo Forni che sta concludendo la stagione. Insomma, siete soddisfatti del rendimento delle varie squadre? Sì, abbastanza, dai, è stata una stagione sofferta, molto tribolata, però comunque sta venendo fuori una stagione discreta, nel senso che tutto poi finisce bene, nel senso che siamo quasi salvi, siamo a un punto buono per la salvezza e quindi tutto abbastanza bene. Ecco, invece parliamo un po' del settore giovanile. Forni ha sempre cercato di coprire tutte le categorie, di dare spazio a tanti ragazzi che poi trovano l'opportunità in prima squadra, no? Sì, noi quest'anno abbiamo fatto esordire già 2000 in prima squadra e diversi 99 e 98 e quindi diciamo che ci portiamo sempre avanti col lavoro perché è giusto farli giocare da piccoli, perché poi arrivano all'età in cui vanno all'università e spariscono, quindi dobbiamo anticipare tutti i tempi. Anche per questo soffrono molto il settore giovanile, quindi gli esordienti li facciamo giocare già con giovanissimi quando sono ancora esordienti, però comunque dobbiamo lavorare anche così, certo. In prospettiva futura, perché comunque questo è il nostro scopo, far lavorare i giovani. Ecco, fare il presidente oggi nel calcio dilettantistico è una grande responsabilità, possiamo dirlo, ci vuole molta più passione di quella che ci voleva in passato, perché i tifosi sono sempre meno, i soldi sono meno, quindi bisogna fare un po' di miracoli, no? Tanta fatica e la gente con questa storia esclusa della crisi diciamo che abbandona molto, quindi diciamo che siamo rimasti veramente in pochi a fare i dirigenti anche a Forni, quindi ci sarà bisogno di rinnovare perché non si può mandare avanti una polisportiva in così poca gente, non è possibile. Certo. Abbiamo bisogno di forze. Una mano ce la danno anche i genitori, molto quest'anno abbiamo insistito anche su quello e ci hanno dato una grande risposta. Ecco Michele, bisogna però anche fare i complimenti all'amministrazione comunale che dopo aver fatto il sintetico ha fatto le coperture, la tribuna che noi vediamo qui alla nostra sinistra completamente coperta, insomma spesso si criticano l'amministrazione, ma quando fanno i lavori bisogna anche elogiarla. No? Questo l'ho scritto stamattina sulla pagina Facebook, che le ringraziavo anche perché ci hanno creduto. È un'opera veramente per queste categorie mastodontica, nel senso che è un impegno anche economico-finanziario pesante per l'amministrazione, lo capisco, però insomma si sta portando a termine una struttura in cui ancora viene utilizzata da tantissime persone, da tanti bambini e comunque è ancora lo sport principale oggi. Certo. Il calcio. Benissimo Michele, grandi complimenti a tutto, a te e al direttivo del Forni per l'encomiabile lavoro fatto. Ringrazio tutti i tifosi e ovviamente tutti i sostenitori della polisportiva, non posso che farlo perché sono stati veramente grandi, con noi, con i dirigenti sono stati veramente vicini. Grazie ancora, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie.